Se dovessi descrivere Soplaia in una parola, è il futuro. Siamo il gruppo che all'interno della Galassia Baladin gestisce i locali, quindi la ristorazione, i pub ad insegna Open Baladin. Ci troviamo all'interno del Baladin Open Garden, la cascina accanto al nostro luogo di produzione, al nostro birrificio qui a Piozzo nelle Langhe. Open Baladin nasce dall'idea di Teo di promuovere il mondo delle birre artigianali in Italia. Teo ha dato la possibilità ad altri marchi di essere venduti facilmente, perché ovviamente i birrifici nascono, sono produttori, ma non sempre hanno una catena di locali al quale vendere. Quindi Teo Musso, quando decide di aprire i primi Open Baladin, decide di portare la birra artigianale italiana di piccoli o medi birrifici all'interno di un pub che appunto voleva essere promotore del movimento. A noi piace mischiare il Piemonte con magari il Medio Oriente, ma perché il nostro fondatore, Teo Musso, è così, è un agglomerato di culture, no? Oggi Open Baladin è un format che sta subendo una standardizzazione di qualità, nel senso che noi vogliamo portare tutta quella che è la qualità che riusciamo a esprimere nei nostri locali in giro per l'Italia e chissà un giorno magari anche fuori dai confini. Devo dire che noi abbiamo trovato in Soplaia un partner che ci ha permesso in un tempo relativamente rapido di poter portare la stessa paniere di acquisti da Roma a Cuneo. Lo scetticismo iniziale verso Soplaia di fondo un pochettino c'era, ma è stato superato velocemente con il fatto che ci siamo resi conto che avevamo sempre un interlocutore. È cambiato molto l'impegno sul punto vendita del personale, no? Perché tu mandi l'ordine col cellulare, non è solo quello la parte figa, no, di Soplaia, è il fatto che dedichi una persona per quel giorno che sai che scarichi, ma poi è finito. Non hai bisogno di pensare, cavolo, domani mattina mi arriva Tizio, dopodomani mi arriva l'altro, il pezzo che ordino mi arriva settimana dopo. È tutto molto sotto controllo, quindi è difficile perdere tempo. Quando dobbiamo inserire dei nuovi prodotti in menu, chiamiamo Soplaia. Se i prodotti che chiediamo non sono presenti in piattaforma, facciamo la ricerca di nuovi fornitori e andiamo a inserire il prodotto. Tra l'altro stiamo integrando l'app di Soplaia al nostro gestionale di ordine magazzino, quindi questo ci aiuta e ci aiuterà sempre di più ad avere controllo del food cost, ma anche controllo dei valori di magazzino, e sappiamo quanto è importante oggi in cui il cash flow è sempre più king. Per noi da marziani, no? Perché sono quelle cose che veramente ti sogni, ma dici vabbè, chissà chi è che fa un mestiere del genere.